Martedì 8 giugno, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza. Buongiorno da Luca Ciliberti. Tra poco ci occuperemo di medicina, in particolare dei progressi nella lotta al mieloma multiplo, e poi saranno nostri ospiti il sindaco di Noto, capitale del barocco siciliano, e Carlo Tregua, autore del libro Cultura e Libertà. Tanto cominciamo con un'ultima ora da Catania. Più di 200 agenti della polizia sono impegnati in un'operazione contro un clan mafioso locale. Sono agenti della squadra mobile della questura, coordinati dal servizio centrale operativo, affiancati dai reparti di prevenzione crimine, dalle unità cinofile e dalla polizia scientifica e ancora da un elicottero del reparto volo di Palermo. Stanno eseguendo in varie zone di Catania e dell'Interland diversi arresti nei confronti di numerosi indagati secondo un'ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari di Catania su richiesta della locale procura distrettuale. Vastissima operazione antimafia a Catania dunque. Adesso purtroppo la notizia di una nuova sciagura nel Mediterraneo. Si è ribaltato ancora una volta un barcone, 10 già i morti recuperati, 48 persone per fortuna tratte in salvo, si cercano almeno 2 dispersi. Vediamo. Non si sa di preciso quanti fossero i migranti a bordo, si parla di una sessantina, 10 al momento i cadaveri recuperati da una motovedetta della Guardia Costiera, mentre un peschereccio presente in zona avrebbe tratto in salvo 48 persone, dovrebbero essere 2 i dispersi. L'imbarcazione, salpata dalle coste libiche, si è ribaltata in mare a circa 45 miglia a sud-est dall'isola di Malta. In una prima fase era stata seguita dall'autorità SAR competente, poi da quella maltese. Diverse persone sono finite in acqua, altre sarebbero rimaste aggrappate al natante. Ad intervenire nelle operazioni di soccorso e ricerca anche una unità della Guardia Costiera italiana già in mare per attività di istituto intervenuta su richiesta dell'autorità della Valletta. Le operazioni sono ancora in corso, coordinate dall'autorità maltese, ma già il bilancio è pesantissimo per una nuova tragedia del mare che ancora una volta conta morti in cerca di speranza per un Mediterraneo sempre più nero. A Marsala è ancora emergenza acqua, i residenti sono costretti a ricorrere alle autobotti, in difficoltà soprattutto il centro storico e le strutture ricettive, alberghi, B&B, i disagi per la rottura di una delle condotte principali che portano l'acqua appunto dei pozzi comunali. Vediamo. A Marsala è emergenza idrica, una situazione definita da tutti insostenibile. Mai così a lungo Marsala ha vissuto un disagio idrico di questa portata. Tutto questo mentre era stato assicurato che l'acqua sarebbe arrivata nelle abitazioni già da giovedì, ma ancora i rubinetti restano a secco. Le spiegazioni che vengono fornite parlano di bolle d'aria, problemi di pressione o zone servite per ultime. La situazione è definita drammatica dal punto di vista igienico-sanitario, ad essere penalizzato il centro storico della città, dove numerose abitazioni e strutture ricettive continuano a fare affidamento su riserve private e autobotti, una situazione che rischia di avere ripercussioni anche sull'immagine turistica della città nel periodo di maggiore afflusso di visitatori. Tra le testimonianze più significative è quella del titolare di uno dei ristoranti più conosciuti del centro storico, che attraverso un messaggio pubblicato sui social ha annunciato la chiusura del locale per il servizio di pranzo a causa dell'assenza di acqua. La situazione fotografa con chiarezza le difficoltà che stanno vivendo molte attività del territorio, costrette a fare i conti con un servizio essenziale che continua a mancare. Urne aperte fino alle 15 per la seconda giornata di ballottaggio in 3 comuni siciliani, Agrigento, Ispica e Bronte. Ieri crollo dell'affluenza nell'unico capoluogo, Agrigento appunto. Affluenza in calo vertiginoso ad Agrigento alla fine della prima giornata di voto per il ballottaggio che servirà a scegliere il nuovo sindaco della città dei Templi. Alle 23 di domenica 7 giugno avevano votato soltanto il 31% degli aventi diritto. 2 settimane fa, alla stessa ora della domenica, avevano votato già il 46%. Un crollo che sembra confermare il disinteresse al voto, frutto di una mancata indicazione nel centrodestra che conferma a sua volta la profonda spaccatura nella città dei Templi. La sfida è fra il candidato del campo largo proposto da controcorrente Michele Sodano, che ha sfiorato l'elezione al primo turno ma non è riuscito a raggiungere il 40% dei consensi necessari, e il candidato del centrodestra Dino Loggia.
L'affluenza tiene invece a Bronte, dove il calo al secondo turno è fisiologico. Nel centro del catanese affluenza al 42,11%, con una diminuzione inferiore ai 6 punti percentuali rispetto al primo turno. Qui se la vedono Giuseppe Castiglione, candidato di Forza Italia appoggiato anche da liste civiche, e Giuseppe Gullotta, civico di centrosinistra, portato da controcorrente di Lavardera anche in questo caso. A Ispica il calo è più consistente, si attesta all'11%, ma con quasi il 37% dei votanti alle urne comunque. La scelta è fra il candidato civico e ancora una volta un candidato sostenuto da controcorrente. Si tratta di Lucio Miraglie e Serafino Arena. Si vota oggi fino alle 15, poi si procederà subito allo scrutinio e nel tardo pomeriggio o sera al massimo si dovrebbero conoscere i nomi dei 3 nuovi sindaci e si potranno anche conteggiare i premi di maggioranza eventuali e dunque comporre i consigli comunali. Vediamo cosa dicono i quotidiani stamane con Luca Ciliberti. A te Luca. Allora, le urne ovviamente sono ancora aperte, abbiamo sentito si voterà fino alle 15, ma non è l'unico test, quello di Agrigento, è certamente quello più significativo. Ti faccio vedere questo schemino perché insomma si vota in tutta Italia. Il calo più clamoroso chiaramente nei test, diciamo nel test dei ballottaggi, si è verificato ad Agrigento, perché in realtà ieri la media, diciamo, negli altri comuni al voto era al 39,8%, abbiamo sentito da Agrigento il 31%. Diciamo, tra le città al ballottaggio Agrigento certamente è una di quelle più importanti, perché poi vedi le altre diciamo sono città più piccole, insomma diciamo test meno importanti anche dal punto di vista politico. Qui, questo è il Corriere della Sera, il candidato Michele Sodano viene definito candidato di centrosinistra, però in realtà è il test di Lavardera che su tutti, diciamo, vuole testare appunto il suo movimento controcorrente. A te Michele. Grazie. Allora andiamo avanti con altre notizie, fuochi d'artificio, balli, super ospiti, c'era Elton John, la festa Villa Valguarnera di Bagheria ha chiuso la 3 giorni di celebrazioni per le nozze della pop star Dua Lipa con il marito Callum Turner. Per Palermo e Bagheria è stata una grande vetrina internazionale, questo malgrado i titoli maligni di cui abbiamo ampiamente parlato dei tabloid e dei giornali inglesi. Il beneficio economico calcolato è di 268 milioni. It's a little bit funny, this feeling inside. I fuochi d'artificio hanno chiuso la mega e blindatissima festa di Villa Valguarnera Bagheria. Dopo il matrimonio di Londra, Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati anche a Villa Valguarnera. Tra gli ospiti anche Elton John, che ha dedicato una canzone ai 2 novelli sposi. Festa sigillata, anche se chi abitava vicino alla struttura ha comunque sentito in parte le esibizioni di Dua Lipa. Le polemiche però per alcuni titoli di tabloid inglesi restano. Ieri la presa di posizione della politica e delle istituzioni, da Schifani alla Galla. Ancora una volta assistiamo al ricorso a uno stereotipo tanto abusato quanto ingiusto, che riduce una terra complessa, moderna e dinamica a una narrazione semplicistica e offensiva, ha detto il sindaco di Palermo. Un matrimonio che però dall'altra parte avrà un ritorno decisamente importante in termini di visibilità e valorizzazione del brand Palermo. Per il capoluogo si tratta di un salto di qualità dell'ingresso ufficiale nel ranking delle destinazioni wedding riconosciute a livello mondiale per fascino, qualità, lusso autentico, cultura e patrimonio. Vediamo i quotidiani con Luca Ciliberti. Proprio da questa notizia, dal matrimonio o dalla festa, diciamo così, per il matrimonio di Dua Lipa, con questo articolo del Corriere della Sera per diciamo, testimoniare quanto risalto è stato dato a questa notizia da parte di tutti i quotidiani nazionali ed internazionali. Questo è l'articolo: Dua Lipa è sposo, la festa è finita, spot incredibile per Palermo, un indotto da 268 milioni di euro, devo dire in pochi giorni
giorni è certamente un indotto veramente importante, inviati ovviamente da tutto il mondo, ovviamente relativamente al mondo del gossip, insomma qui poi il racconto degli ultimi festeggiamenti, qua la foto di Elton John nel tondo, la foto di Elton John che arriva all'aeroporto per ritornare poi a casa dopo la festa dell'ultimo giorno di party di Dua Lipa e Callum Turner, appunto l'artista inglese e l'attore, insomma, che si sono sposati e hanno scelto di festeggiare a Palermo. Questo è il Corriere della Sera. Andiamo a vedere invece la Sicilia, che ancora, così come poi tutti i quotidiani locali, ritornano su questa vicenda. Il saluto di Dua Lipa e Callum Turner. Palermo torna alla normalità, insomma, dopo qualche giorno di trambusto. La piazza completamente chiusa al traffico e protetta da un imponente sistema di sicurezza, ospitato il momento più atteso, alle 19 l'arrivo della coppia, quindi stiamo parlando di ieri, accompagnato da una banda di ottoni, poi insomma percussioni eccetera. Tra gli invitati Donatella Versace, Peggy Gou, insomma Elton John lo abbiamo visto, Madonna, insomma tantissimi personaggi che hanno reso glamour per qualche giorno Palermo. Adesso andiamo a vedere invece un po' di notizie che ci danno i giornali oggi, i giornali siciliani. Restiamo sulla Sicilia, visto che eravamo sulla Sicilia. Le notizie insomma, riguardano la cronaca internazionale che anche quest'oggi, questo inizio di settimana, oggi lunedì 8 giugno, ci regala in maniera drammatica. Attacco a sorpresa di Israele su Beirut e l'Iran risponde, missili su Tel Aviv, quindi si inasprisce il conflitto in Medio Oriente, con tutto quello poi che riguarda le trattative diplomatiche. Li vedremo più avanti in maniera dettagliata nel corso della lettura dei quotidiani regionali. Così come oggi c'è una notizia di economia, il risico bancario, la guerra per Monte dei Paschi di Siena, con diciamo, la scalata, in questo caso miliardaria verso l'istituto di credito. Anche questa è una notizia di economia che vedremo nei quotidiani regionali. Concentriamoci invece sulle questioni che riguardano la Sicilia. Il CEFPAS ancora tengono banco le carte di questa inchiesta, le mani di Forza Italia sul sistema sanitario. Siamo una squadra, diceva il deputato Gallo afflitto. E poi insomma un retroscena che riguarda sempre questa vicenda, con gli appetiti che hanno stimolato un po' tutti i partiti. E poi sull'Etna c'è un'intervista al presidente del Parco dell'Etna, l'ipotesi ticket, le eruzioni fruibili ai turisti, dopo insomma, le polemiche sulla gestione, le dimissioni di alcuni funzionari, torna diciamo, di grande attualità la gestione del vulcano, che come sappiamo è bene tutelato, patrimonio dell'UNESCO, quindi insomma la fruizione del vulcano che è anche attrattore turistico. Abbiamo visto come Dua Lipa insomma, attira in pochi giorni i turisti, l'Etna lo fa praticamente tutti i giorni dell'anno e bisognerebbe sfruttarla meglio. Restiamo sulla Sicilia, perché andiamo a vedere le pagine di Palermo e di Catania. A Palermo ci si concentra sul racconto di Mondello, dopo insomma, tutte le polemiche che ci sono state, le concessioni, anzi la revoca delle concessioni poi restituite alla italo-belga. Mondello, titola la Sicilia, è ancora nel limbo, folla e servizi che mancano. La italo-belga procede con i lavori per fare partire la stagione balneare, però insomma resta tutto insomma, ancora, come titola il quotidiano, un limbo. E poi, sempre nella costa sud, un fallimento da Romagnolo, SOS per le pulizie, e qui siamo su un'altra zona diciamo della spiaggia, diciamo sempre della costa sud di Palermo. Tante notizie di cronaca, c'è un allarme, questo è importante perché lo lancia l'assessore alle attività produttive della regione siciliana contro il racket. Non basta più la solidarietà, quindi è l'assessore che chiede azioni concrete. I riferimenti ovviamente sono tutti gli ultimi casi delle ultime settimane. Palermo e provincia, vittime di continue intimidazioni, e la solidarietà non basta più, dice Tamaio.
continuano le indagini intanto su quelli che sono stati gli ultimi casi appunto nel fine settimana. Dicevamo tanta cronaca che trovate all'interno dei pezzi diciamo delle pagine di Palermo del quotidiano La Sicilia. Spostiamoci su Catania. E qui è un caso, diciamo, che ormai tiene banco da settimane, i furti di cavi di rame dalle colonnine di ricarica delle auto elettriche. Quindi il titolo è "Le auto elettriche fermate dai furti dei ladri di rame. Introvabili le station attive, mercato nero, il tariffario dell'oro rosso", quindi molto facile, diciamo, da raggiungere per i ladri di rame queste colonnine, questi cavi. Vedete, qui c'è una foto che è davvero emblematica, il cavo tagliato. Solitamente diciamo, questi cavi di rame venivano rubati dalla rete elettrica, ma scassando, diciamo, dei pozzetti, delle zone un po' più impervie da raggiungere, così invece sono proprio a portata di mano. Ancora tanta cronaca che troviamo sulle pagine della provincia. C'è questa storia: da 3 settimane non posso lavare, mio figlio disabile. Questo è un appello che lancia una madre residente appunto per i disagi che riscontra nel suo comune per la mancanza dell'acqua. Qui siamo a San Giovanni La Punta. Poi altre notizie, vedete in pagina, che raccontano, insomma, la cronaca della provincia di Catania. Cambiamo quotidiano, ci spostiamo sulla Gazzetta del Sud, anche qui titoli che raccontano la cronaca nazionale ed internazionale, i missili iraniani contro Israele, poi anche qui le notizie che riguardano lo sport, con il bel successo di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Formula 1 a Monte Carlo, l'impresa sfiorata dal tennista italiano Cobolli e Roland Garros. Anche questi, diciamo, che sono titoli che poi troveremo nei quotidiani nazionali. Ci soffermiamo sul racconto della cronaca regionale. Eccolo qua: Messina, l'impatto fatale ha spezzato i sogni di uno studente modello. Questa è la morte di questo ragazzino, Riccardo Coglitore, morto in un incidente stradale. Nel fine settimana frequentava l'istituto Verona Trento, la passione per la musica. Qui, insomma, un racconto in prima pagina. E poi il nuovo sindaco, diciamo, secondo le elezioni, diciamo, sindaco rieletto Basile, va a discutere a Roma il piano casa e le aree speciali, quindi missione romana per Basile. Questo per quanto riguarda il sindaco di Messina. Abbiamo visto poi, lo abbiamo visto nel nostro servizio, recuperati 10 corpi nel Mediterraneo, messo in prima pagina, strage di migranti in questo colonnino a Malta. Restiamo sul quotidiano La Gazzetta del Sud, perché il quotidiano La Gazzetta del Sud, a proposito di migranti, centra un focus su Lampedusa. Lampedusa, corsa contro il tempo, i lavori per accogliere Papa Leone, che ha annunciato la sua visita a inizio luglio, quindi manca poco meno di un mese. L'isola è stata ovviamente al centro dei danni del ciclone. Quindi danni del ciclone e preparativi per la visita, in corso le opere di manutenzione, sicurezza e decoro urbano con l'aiuto della regione, breve chiusura della banchina, si userà Calapisana. E qui il programma, insomma, con un'intervista al sindaco Mannino per diciamo, capire il cronoprogramma per i lavori per accogliere appunto la visita di Papa Leone XIV. Vediamo invece la prima pagina del Giornale Sicilia. Eccolo qua, anche qui tutte notizie diciamo di carattere nazionale ed internazionale, dall'Ucraina all'Iran, le guerre senza fine, Kimi Antonelli, Cobolli, vedete, insomma, tutto un racconto che diciamo è incentrato sulle notizie nazionali. C'è solo, appunto, anche qui sul Giornale Sicilia un riquadro, un boxino in prima pagina
che appunto racconta l'attesa migranti e l'attesa per la visita di Papa Leone XIV a Lampedusa e poi i migranti, diciamo che è una notizia strettamente correlata appunto alla visita del Papa a Lampedusa, centro sempre più spesso di diciamo, racconto di migranti. Michele, noi ci fermiamo qui perché poi diciamo, nella seconda parte abbiamo una ricca rassegna stampa nazionale con tutte queste notizie che abbiamo già accennato leggendo i quotidiani regionali. D'accordo Luca, grazie, a più tardi. Noi adesso invece diamo un'occhiata al traffico catanese di questo lunedì mattina, bellissima giornata, anche oggi, qualche rallentamento ai semafori pedonali, traffico intenso ma consueto. Andiamo a vedere, questo era il Tondo Sveni, questo è, vedete, via Vincenzo Giuffrida, un sacco di macchine, ma insomma è ovvio che lunedì mattina è così, ma si scorre un po' meno sulla corsia di destra. E qui vedete ancora la circonvallazione bella piena, c'è un sacco di macchine perché ovviamente è l'inizio della settimana, mentre in direzione mare ce ne sono pochissime. Questa è l'Etna, qualche vapore che esce dal cratere centrale, ma neve ormai completamente dissolta. Comunque sempre affascinante questa cima fantastica, vedete Taormina, mare splendido e già grandi imbarcazioni delle crociere internazionali sul lato sinistro dell'immagine. Benissimo, lasciamo Taormina e poi ci rivediamo fra pochissimo con Luca Ciliberti e la rassegna stampa dei quotidiani nazionali. State con noi, buongiorno Sicilia! Bentrovati per voi che vi mettete in ascolto in questo momento. Andiamo a vedere i quotidiani nazionali, li sfogliamo con Luca Ciliberti. Grazie Michele, allora abbiamo visto i titoli che riguardano il nuovo attacco, diciamo si riaccende ancora il conflitto in Medio Oriente, abbiamo visto anche le notizie di economia con la scalata a Monte Paschi di Siena, queste sono le notizie principali che troveremo oggi sui quotidiani, poi tanto sport. Allora partiamo dal Corriere della Sera, nella prima pagina l'apertura ovviamente è dedicata al conflitto, Israele-Iran, nuovi venti di guerra, lo troviamo a centro pagina, tutto correlato ovviamente nella situazione politica internazionale e di guerra che si sta vivendo non solo su questo fronte ma ovviamente anche sul fronte Russia-Ucraina, con i leader occidentali impegnati in qualche modo a cercare di ristabilire i contatti. Allora leggiamo il titolo, leggiamo diciamo, i riferimenti dell'articolo. L'IDF, quindi le forze israeliane, colpiscono Beirut, Teheran risponde a colpi di missili, nel frattempo si mette in mezzo Donald Trump, quindi gli Stati Uniti che diciamo, vorrebbero mediare ma non ci riescono in questo clima così agguerrito. Dice Trump, basta ora trattate, tutti intercettati i razzi lanciati dagli Ayatollah, e le leader degli Stati Uniti e Netanyahu raccomanda di non reagire, ma Ben Gvir, che è il ministro israeliano che conosciamo e che abbiamo imparato a conoscere per quelle azioni fatte sui militanti della flottiglia, rilancia, getta benzina sul fuoco e dice devono bruciare. Quindi insomma vedete quanto è alto, insomma, quanto è alta la tensione su questo tema. Poi l'economia in taglio alto, banche, parte la sfida su Monte Paschi di Siena per il Superpolo, la Banca Popolare di Milano propone la fusione, Intesa invece rilancia con il gruppo Unipol BPR per la scalata, quindi l'economia in questo momento in fibrillazione, l'economia delle banche.
risparmi e credito, vedete, questo è il commento, il riassetto finale tra i poteri. Sembrano queste notizie molto distanti da noi, ma poi impattano direttamente, insomma, anche sulla nostra economia, sull'economia di paese, ma anche sull'economia di scala con i cittadini. Ancora i due giovanissime bandiere dell'Italia, pensate, poco più che ventenne Cobolli, neanche ventenne, 19enne Kimi Antonelli che da leggenda domina e vince a Monte Carlo. Cobolli invece sfiora solo l'impresa e Roland Garros, arriva al quinto set con il numero 3 del mondo Zverev, ma non ce la fa, lotta e orgoglio, l'ha resa solo all'ultimo set. Qui siamo a Roland Garros e a Monte Carlo, poco distante, nel Principato di Monaco, ha corso invece Kimi Antonelli. Podio per le Ferrari. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo su Repubblica. Iran, missili su Israele. Vedete, il titolo è sempre quello. L'IDF attacca a Beirut, Teheran lancia una rappresaglia sulle basi militari e Trump appunto che raccomanda, insomma, in qualche modo, per quel che è possibile, a Netanyahu di fermarsi, diciamo, sbandierando un accordo che potrebbe essere vicino. Sull'Ucraina, diciamo, vertice, i negoziati diretti con Mosca, e qui si accende un'altra polemica su chi e come si può riuscire a parlare con Putin. Di spalla il risico bancario, la sfida per MPS tra Gruppo Intesa San Paolo e Banca Popolare di Milano, quindi su questo si incentra il rapporto, il racconto del quotidiano La Repubblica. In basso però troviamo questa notizia, diciamo, che sta facendo discutere già da ieri, una notizia sollevata proprio dal quotidiano La Repubblica. Ci sarebbe un senatore di Forza Italia accusato di stupro durante una visita in Senato. Eccolo qua, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, apre un'inchiesta per capirne di più. Quindi si chiede di procedere con accertamenti necessari sul caso di Francesco Silvestro, accusato di aver abusato di una donna all'interno del suo ufficio in Senato. Dopo la notizia appunto rivelata dal quotidiano La Repubblica, il senatore preso in causa, coinvolto, quindi si difende, dice: io sono estraneo e sono pronto a chiarire. E qui, diciamo, la frase delle polemiche contro chi lo ha accusato. La frase delle polemiche è questa: io sono un bel ragazzo, lei una normale. E quindi qui scoppia, insomma, poi la bufera proprio su queste dichiarazioni. C'è anche un'intervista alla vittima, dice: sono stata insultata dopo l'abuso, ma io ho detto solo la verità. Quindi si riapre, come dire, di nuovo un caso diciamo di macismo in questo caso, diciamo, di presunti abusi sessuali in un palazzo delle istituzioni, quindi gravissimo se fosse confermata l'accusa. Andiamo a vedere La Stampa, eccolo qua, che apre invece con l'economia, Intesa e Unipol su Monte dei Paschi. Oggi l'offerta con BPER dopo la proposta di fusione di Banca Popolare di Milano a Montepaschi di Siena, sullo sfondo gli equilibri in generali. Poi a centropagina la foto, il mondiale degli altri. Questa settimana comincerà il campionato del mondo di calcio, Stati Uniti, Canada e Messico, il teatro diciamo diffuso delle partite. Noi ovviamente lo guarderemo solo dalla televisione, noi italiani. Quindi questa pagina, questa foto, diciamo, con il pallone al centro della pagina della Stampa. In taglio alto le notizie che riguardano il conflitto in Medio Oriente. Netanyahu attacca Beirut, la vendetta iraniana. Di spalla però La Stampa, diciamo, si occupa anche di politica, con un'inchiesta che guarda dentro casa di Futuro Nazionale, il movimento del generale Vannacci, la corsa al carro di Vannacci che diciamo continua a raccogliere consensi. Chi c'è in questo carro di Vannacci? Ci sono i Novax, ci sono i militari, ex camerati, insomma tutto un mondo, diciamo, che dovrebbe erodere consensi alla destra diciamo, che abbiamo conosciuto fino a questo momento. Questo è la prima pagina della Stampa che vi facciamo vedere. Ancora quotidiani generalisti, il Messaggero, quotidiano di Roma, l'Intesa, l'offerta di Intesa su Monte dei Paschi di Siena, bloccata la mossa di BPR, quindi il risico bancario. Viene messo in pagina
anche diciamo, la visita di Papa Leone in Spagna, a Madrid scuote l'Europa, il Papa in questi giorni, devo dire, ha parlato con forza dei temi dell'attualità, soprattutto diciamo, delle guerre, quindi un Papa che, titola Il Messaggero, segue l'esempio di Papa Giovanni Paolo II. E poi vedete Cobolli nel Quotidiano di Roma, lui è romano, tra l'altro tifoso della Roma, messo a centropagina, Cobolli con un altro mito del tennis internazionale, Adriano Panatta, quindi l'attualità è quello che è stato il tennis italiano. A Parigi il romano, ed il titolo, cede a Zverev in 5 set, Panatta lo consola. Questo è il Messaggero. Andiamo a vedere un po' di quotidiani economici. Partiamo dal Sole 24 Ore, che il lunedì è sempre un'apertura fredda, quindi non apre con l'economia con cui aprono tutti i quotidiani nazionali, ma apre con il calo demografico in Italia, dicendo, appunto, scrivendo che non bastano gli aiuti per i figli, diciamo, messi in campo dal governo per fermare il calo delle nascite. Assegno unico più generoso, ma diminuiscono i beneficiari, meno 3,6%, crescono i congedi parentali e bonus asili nido, alta la detrazione per gli over 30. Quindi insomma il tema del calo demografico presente sul quotidiano di Confindustria, Sole 24 Ore. Vediamo invece un po' di quotidiani politici, partiamo da quelli di centrodestra, che stranamente, diciamo, mettono in pagina con ampio spazio il giornale, in questo caso lo sport, e poi l'economia, prove di Superbanca, la rivoluzione del risparmio italiano, quindi la fusione colosso da 50 miliardi, intesa pronta a rilanciare un'OPA, la fase 2 del risico. Questo è il racconto che oggi fanno tutti proprio per diciamo, gli impegni diciamo, che oggi prevedono appunto questa questione. Sul banco dell'attualità. Poi c'è Giorgia Meloni messa in pagina, centropagina, perché i missili iraniani su Israele e la tela europea per Kiev, lo dicevamo in commento, tutto correlato, diciamo, questa questione di politica internazionali, perché diciamo, Giorgia Meloni in questo caso rilancia diciamo, sul mancato incontro diciamo, in Est Europa, ma diciamo, vuole partecipare, dice Giorgia Meloni, al G7, quindi per incontrare gli Stati Uniti, per rimettere in discussione tutti i temi di politica internazionale. E qui Meloni infinita, il Times la incorona, ecco i 4 segreti del suo governo, ovviamente gliela cantano in maniera sdolcinata i quotidiani che sostengono appunto questo governo, così come il giornale fa La Verità, che apre però sulle questioni che riguardano la Minetti, il caso dello scoop del Fatto Quotidiano. La Minetti fa il festino alla sinistra, perché secondo appunto La Verità il caso della Grazia alla ex igienista dentale di Silvio Berlusconi diciamo, si ritorna contro alla sinistra, che quindi al Fatto Quotidiano, che aveva sollevato il caso. Cade un'altra tegola sulla campagna di travaglio contro l'ex consigliera lombarda Graziata Dal Colle. La super testimone del notaio dice di non sapere nulla delle cene elegante nel ranch di Cipriani in Uruguay. La maxi causa di Cipriani al Fatto, avviata negli Stati Uniti, si fa pesante. Certo che qui, se dovessero essere confermate, insomma, che non si tratta di notizie diciamo vere, la richiesta di risarcimento sarà veramente altissima e pesantissima per il Fatto Quotidiano. Salis un po' sceriffa, ma compensa con l'asilo LGBT. Quindi ce l'hanno tutti i quotidiani di centrodestra, questo lo diciamo per i nostri telespettatori, con questo nuovo simbolo della sinistra, che è la sindaca di Genova Silvia Salis, che potrebbe essere, diciamo, per alcuni diciamo, l'antagonista di Giorgia Meloni alle prossime politiche. Quindi gli attacchi concentrici sono tutti su Silvia Salis, che diciamo, fa anche qualche errore, no? Ieri insomma, la questione delle domande diciamo, scritte nella conferenza stampa. Quindi Silvia Salis un po' sceriffa. Il sindaco di Genova lancia operazioni anti-Maranza schierando i vigili urbani, incalza il governo chiedendo la remigrazione dei clandestini, però sfida Valditara, avanti con i progetti di educazione sessuo-affettiva. Quindi questo è diciamo, il quotidiano La Verità. Andiamo sul Libero. Mal di Maranza
città ricche sotto assedio, abbiamo visto gli ultimi casi nelle città del nord, il mal di Maranza, a Milano in 8 tentano di stuprare una modella in pieno giorno, a Como fanno accoltellate nel salotto chic, gravissimo un ragazzo, a Bolzano le bande si scontrano in centro, paura e 2 feriti, i dispersi della flottiglia nelle carceri islamiche in Libia da 10 giorni, invece questo è un altro titolo che riguarda un'altra questione. Sempre sulle questioni di sicurezza urbana, il quotidiano Libero mette in prima pagina la storia del gioielliere che sparò ai suoi rapinatori. Il titolo è questo: il 15 luglio decideranno se starò in cella fino a 90 anni. Il gioielliere è Mario Ruggero, che appunto sparò, è qui nella foto con la moglie, che sparò ai suoi rapinatori. Qui si apre ovviamente un caso di polemica. Andiamo a vedere invece il Fatto Quotidiano, che difende insomma il proprio scoop, i racconti di Graziella in audio e in chat prima del dietrofront, quindi insomma dice non è vero, questo ha ritrattato, ma poi si aprono insomma tanti retropensieri su questa ritrattazione delle testimonianze. Spaventata e lasciata sola, ritratta dinanzi a un notaio. Quindi dice il Fatto Quotidiano in buona sostanza: i racconti noi li abbiamo l'audio, in chat dice poi è stata lasciata sola e ha fatto dietrofront, quindi questo è insomma il caso della grazia a Nicole Minetti. Vediamo in chiusura il quotidiano del Domani. MPS, anche qui l'apertura di economia, grande sfida tra Intesa e BPM, il risico riparte, l'obiettivo appunto è il caso del Generali, quindi insomma l'istituto di Castagna propone a Siena un'aggregazione concordata perché nel secondo polo italiano, contromossa dei BPR e del colosso guidato da Messina, un'offerta per conquistare anche il leone appunto è quello di Generali. A te Michele. Grazie Luca, adesso noi facciamo una breve pausa, dopodiché ci occuperemo di medicina, parleremo dei progressi anche in Sicilia nella lotta al mieloma multiplo. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, un nostro ospite è il professor Francesco Di Raimondo, che è direttore dell'unità operativa complessa di ematologia del Policlinico San Marco di Catania. Benvenuto professore, grazie. Buongiorno. Vogliamo parlare con lei di mieloma multiplo, che cos'è e che progressi si stanno facendo nella lotta contro questa malattia. Cos'è il mieloma multiplo? Il mieloma multiplo è una patologia tumorale delle plasmacellule, che sono delle cellule del sangue del midollo, ed è una patologia che determina una compromissione significativa dell'organismo, perché può provocare anemia, può provocare insufficienza renale, soprattutto può provocare delle lesioni ossee che sono molto dolenti, e quindi i pazienti hanno una sofferenza importante legata a questa patologia. Anche in Sicilia? Certo, anche in Sicilia. C'è una diffusione in crescita stabile? È abbastanza stabile l'incidenza. Quello che aumenta ovviamente è la prevalenza, cioè la quantità totale di pazienti, perché grazie ai progressi che ci sono stati nel trattamento di questa patologia, che prima era invariabilmente mortale, adesso abbiamo molti pazienti per i quali possiamo pensare anche di guarire questi pazienti o comunque avere delle prolungate periodi di remissione. Questo è molto bello e molto importante, molto positivo, anche se stiamo parlando di una malattia molto seria. E questi progressi dovuti a cosa, professore? Dovuti al fatto che adesso conosciamo molto meglio la biologia della malattia e abbiamo dei farmaci che agiscono in maniera specifica contro determinate alterazioni che sappiamo essere presenti nelle cellule di questa neoplasia, di questo tumore. E di questo avete parlato recentemente in un convegno che si è tenuto a Palermo. Cosa è venuto fuori di importante? A Palermo si è fatto il punto su quelle che appunto sono le evoluzioni della conoscenza su questa malattia, che è un po' un paradigma di quelle che sono le evoluzioni in ematologia. Si tratta di una patologia per la quale adesso possiamo trattare la stragrande maggioranza dei pazienti con farmaci molto efficaci, e pensi che prima questi pazienti avevano una sopravvivenza mediana di 3-5 anni, adesso con la terapia
solo con la terapia di prima linea, cioè una terapia fatta all'inizio, la proiezione della durata della risposta è di 17 anni. Questi sono... Beh, un progresso notevolissimo. Assolutamente, e questo solo con la prima linea di terapia. Poi per quei pazienti che ricadono abbiamo terapie di seconda e terza linea molto efficaci, che si basano soprattutto sulla immunoterapia, cioè utilizzo di anticorpi bispecifici, di CAR-T, anticorpi coniugati, cioè soprattutto qualcosa che utilizza il nostro sistema immunitario per combattere la malattia, quindi potenzia il sistema immunitario. Professore, le faccio una domanda banalissima, ma come dire, di pura curiosità, però anche preoccupazione. Quali sono i sintomi per capire proprio all'inizio? Perché poi se uno tarda forse è pericoloso. Prego. Allora, questa è una malattia che colpisce prevalentemente le persone anziane. L'età di insorgenza mediana è 69-70 anni. E uno dei sintomi più importanti sono i dolori ossei. E questo in qualche modo fa ritardare la diagnosi, perché quando un paziente anziano ha dei dolori ossei si pensa a patologie articolari o dolori legati all'osteoporosi, eccetera. L'artrosi. Esatto, no? esatto. Invece quindi, no. E invece no. E quindi molto spesso i pazienti arrivano un po' tardi alla diagnosi, per cui arrivare tardi alla diagnosi significa avere delle lesioni ossee che poi hanno difficoltà a riparare, e soprattutto il rischio maggiore è quello dell'insufficienza renale, perché una volta che si innesca l'insufficienza renale questo è un po' difficile da eliminare. Dunque quando si hanno questi dolori ossei si ha un po' allora, la preoccupazione. Il consiglio per tutti i medici di famiglia è quello di fare un esame che si chiama protidogramma, che è l'esame principe che serve a evidenziare questo tipo di patologia. Dicevamo che la Sicilia sta facendo progressi anche qui su tantissimi campi della medicina. Però anche a Palermo recentemente è venuto fuori la richiesta di centri specializzati. Che cosa significa rispetto, non so, alla nostra distribuzione di ospedali, eccetera? Come dicevo prima, un aspetto molto importante è la conoscenza delle alterazioni biologiche che hanno queste cellule. Quindi ci vogliono dei laboratori attrezzati per una diagnostica molto sofisticata. E quindi quello che bisogna fare è potenziare questi laboratori. Non solo per la diagnostica, ma anche per la valutazione della risposta, perché appunto adesso abbiamo la possibilità di avere una risposta così profonda che con le tecniche convenzionali non si riesce a valutare quanta malattia residua c'è. E allora c'è la valutazione della cosiddetta malattia minima residua o malattia minima misurabile. Questa valutazione è molto importante perché alcuni pazienti riescono a ottenere una profondità della risposta tale che appunto abbiamo bisogno di andarla a scovare la malattia attraverso queste metodiche estremamente sofisticate. Metodiche che riescono a evidenziare una cellula malata su 100.000 cellule sane o addirittura adesso su 1 milione di Fantastico. cellule. E quindi questi pazienti che ottengono questa risposta possono sospendere la terapia, perché al momento tutti i pazienti con mieloma sono purtroppo condannati a fare una terapia continuativa nella loro vita. Non possiamo sospendere la terapia. Si sospende. Però se il paziente riesce a ottenere una risposta così profonda, possiamo sospendere la terapia. E questo ha, almeno 3 vantaggi. Un primo vantaggio è economico, perché consideri che fare questa determinazione costa, la determinazione della malattia minima residua in un laboratorio attrezzato costa dai 200 ai 400 euro. Caspita. La somministrazione di un farmaco che il paziente deve fare mensilmente costa solo il farmaco 3.500 euro. Mamma mia! Più mettiamo i costi degli infermieri, eccetera, certo. Più il costo dell'accompagnatore del paziente che deve perdere una giornata di lavoro, tutti questi aspetti qua. Quindi consideri il vantaggio economico che c'è. Poi c'è un vantaggio in termini ovviamente di qualità della vita del paziente, che non deve venire in ospedale ogni mese a farsi la terapia. Poi si sente il sollievo, no? Esatto, poi c'è il sollievo. E infine c'è anche un vantaggio in termini tecnici, perché non fare la terapia
riduce il rischio di resistenza delle cellule a questo tipo di terapia. Perché è chiaro che non c'è più bisogno, esatto. E dunque... E quindi le cellule, quelle pochissime cellule che possono essere rimaste, non diventano resistenti alla terapia. Quindi questo è un vantaggio enorme in termini di gestione di questo tipo di patologia. Ma per far questo ci vogliono dei laboratori attrezzati. E noi a che punto siamo? Noi in Sicilia siamo ben messi rispetto ad altre regioni, perché abbiamo almeno 2 laboratori, uno a Catania e uno a Palermo, che però al momento riescono a farsi carico dei pazienti propri, cioè noi ci facciamo carico dei nostri pazienti e Palermo si fa carico dei propri pazienti. Tutte le altre ematologie sono sfornite di questo laboratorio e quindi devono mandare i campioni al laboratorio di Catania per la Sicilia orientale e di Palermo per la Sicilia occidentale, ma ci vuole personale in più, ci vuole attività di laboratorio programmata in questo senso. È quello che voi chiamate l'equità territoriale. Esatto. In questo modo ci sono dei centri che si chiamano hub, e dei centri che si chiamano SPOC, cioè dei centri centrali a cui afferiscono poi tutti gli altri centri che mandano i campioni. Per fortuna facciamo viaggiare le provette, non facciamo viaggiare i pazienti, e quindi questo è un aspetto molto importante, ma c'è bisogno di potenziare questi laboratori. È chiaro che c'è bisogno di interloquire noi con i nostri direttori generali, noi per fortuna abbiamo un direttore generale illuminato in questo senso, ma c'è bisogno poi anche che la regione siciliana abbia la consapevolezza che bisogna potenziare questi laboratori e quindi fare in modo che questi laboratori possano funzionare e accettare i campioni da tutte le altre ematologie che fanno della rete ematologica. Lei avverte questa crescita di sensibilità, professore? Io avverto questa crescita di sensibilità. Siamo stati appunto a Palermo, dove abbiamo incontrato anche molti componenti della 6ª Commissione Sanità dell'Assemblea regionale siciliana, che hanno compreso l'aspetto innovativo di queste terapie e dell'importanza di potenziare i laboratori, e siamo fiduciosi che questo possa avvenire. Bene, e ci fa molto piacere sentire anche queste informazioni importanti e anche capire un po' di più. Dobbiamo stare quindi attenti quando cominciamo a avere dei... No, bisogna dialogare col proprio medico di famiglia, ecco, e lui sicuramente è in grado di poter evidenziare quelli che sono i segni di una patologia così importante o anche di altre patologie. Perfetto. Abbiamo parlato di mieloma multiplo, dei progressi che si stanno facendo, grazie al cielo, anche nella nostra regione. Grazie al professor Di Raimondo, complimenti e buon lavoro. Grazie. Grazie per le notizie positive che ci ha dato. Adesso facciamo una breve pausa e ci occupiamo del tempo. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di lunedì inizialmente il tempo si manterrà stabile sul nostro territorio, ma segnaliamo poi tra pomeriggio e sera qualche rovescio di pioggia sulle Alpi, in locale sconfinamento anche al Piemonte. Ma diamo uno sguardo alla situazione in Sicilia, un lunedì con l'alta pressione dominante. Questa infatti garantirà tempo stabile, in prevalenza soleggiato, ma come possiamo notare dalla grafica con qualche nuvola di tanto in tanto di passaggio. Clima estivo sulla Sicilia con valori massimi diurni diffusamente comprese fra i 27 e i 31 gradi. Ed infine per la giornata di martedì nulla da segnalare, contesto ancora anticiclonico, una bella giornata con tanto sole e con cieli sereni e tersi. Le temperature massime non subiranno particolari variazioni, anche se localmente saranno in lieve rialzo. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo. Stavamo parlando ancora del mieloma multiplo di cui avevamo parlato con il professor Di Raimondo, con il nostro nuovo ospite che invece non c'entra nulla, ma era interessato anche lui. È il sindaco di Noto, l'avrete riconosciuto, Corrado Figura. Buongiorno direttore. Buongiorno a lei e benvenuto. Allora, parliamo di Noto perché in termini positivi la capitale del barocco siciliano vede il turismo in crescita, è così? Sì, Noto continua a crescere, continuano a crescere le
presenze turistiche soprattutto di stranieri che vengono a Noto, che vengono a visitare la nostra città e anche si innamorano della nostra città, comprano casa e si trasferiscono a Noto, perché c'è stato anche un incremento della popolazione che è passata dal 2021 da 23.900 abitanti a quasi 25.000 oggi. Beh, è fantastico, Sì. in una fase in cui, come dire, i centri non grandissimi tendono a perdere popolazione. Ad esserci una decrescita, invece Noto continua a crescere, tanti giovani anche che rientrano a Noto creano delle attività legate al turismo e questo fa crescere anche l'economia e anche le attività turistiche all'interno della città. Si contano di avere circa ogni anno oltre 2 milioni di visitatori, quindi è una crescita importante, anche perché Noto è il territorio più vasto della Sicilia, il quarto d'Italia e ha delle bellezze uniche al mondo, un litorale di oltre 18 chilometri di costa. E perché non è solo Noto come patrimonio del barocco riconosciuto dall'UNESCO che attira, c'è anche ci sono anche le località costiere, vero signore? Stavo parlando di quello. Sì, 18 chilometri di costa e tanti sono anche gli interventi che stiamo facendo nel nostro litorale. Ricordiamo qualche nome? Sì, la riqualificazione di Lido di Noto. Abbiamo inaugurato già il Belvedere, l'anfiteatro e adesso inaugureremo altre 2 piazze e poi c'è tutta la zona anche fitness all'interno di questa zona del Belvedere e dell'anfiteatro e questo raccoglie tanti visitatori, tanta gente che viene a soggiornare nella nostra città e poi prosegue per San Lorenzo, Cala Bernardo dove stiamo facendo il porticciolo turistico. È vero che c'ha forte crescita proprio Cala Bernardo. Sì, tutte le zone costiere stanno crescendo, tanta gente si trasferisce anche e vive anche lì tutto l'anno vive. E questo è legato proprio alla presenza di tanti visitatori, di tanta gente che sceglie anche questo territorio come anche luogo per la qualità della vita, che è importante. Qualità della vita e anche, come dire, stili di vita che sono moderni, grazie anche, è vero, al piano nazionale di ripresa e resilienza. Sì, noi abbiamo acquisito tantissimi fondi col piano circa 70 milioni di euro, stiamo... ben spesi si vede. Ben spesi perché non solo la riqualificazione sul Lido di Noto, ma anche stiamo costruendo 3 scuole. L'ultima scuola a Noto è stata costruita nel 1980. Quindi, costruire 3 scuole, una mensa nuova antisismica. Che non si faceva da mezzo secolo. 50 anni sono passati. Complimenti. Palestre nuove, campo sportivo anche adeguato con erba sintetica, con torri faro, cioè una riqualificazione totale del territorio che ci consente proprio di intervenire in tante zone della città dando anche servizi adeguati anche ai nostri concittadini. Ecco, perché questo è importante, Sindaco, perché di solito uno dice località turistiche e per gli abitanti non c'è nulla, invece qui è il contrario. No, qui noi stiamo intervenendo anche nei servizi per i nostri concittadini, grazie a questi fondi che non è che non c'erano in passato, ma la Sicilia era maglia nera perché non riusciva a spendere i fondi, si chiamava, i fondi del passato si chiamavano Sicilia Obiettivo 1, ma ritornavano indietro perché non si spendevano, oggi si chiamano PNRR, noi li stiamo spendendo, stiamo facendo interventi di riqualificazione che aiutano sia i nostri concittadini e anche la crescita del turismo, che ormai l'economia cittadina è legata proprio a tutte le attività connesse al turismo e anche alle attività culturali. E anche le grandi categorie alberghiere puntano sul Noto, è vero? Naturalmente sì, già ci sono degli acquisti importanti e sono già avviati i lavori, ad esempio di una catena come quella di Roccoforte che sta realizzando un albergo nel centro storico di Noto con oltre 35 camere di lusso legate proprio a questa accoglienza di un turismo importante, di un turismo di alto livello, perché anche una scelta che abbiamo fatto è quella di mettere in valorizzazione gli immobili del comune. All'interno di una chiesa sconsacrata, abbandonata da oltre 50 anni, abbiamo realizzato l'unica boutique di alta moda presente in Italia in una chiesa sconsacrata. Dentro una chiesa? Sì, sconsacrata, di proprietà del comune che
era in uno stato di abbandono, dove oggi il comune percepisce un affitto, si dà un processo anche di valorizzazione di un immobile che è stato restaurato dai privati ed è stato riportato a luce nuova. Quindi Noto famosissimo, ma non finisce di sorprenderci per le cose nuove che ci sta illustrando Corrado Figura, che è il sindaco della città. E in tutto questo riuscite anche a tutelare il paesaggio, il territorio, che non sia, come dire, modificato e compromesso? Naturalmente sì, anche perché sul territorio, essendo il più vasto della Sicilia, stiamo facendo anche col piano regolatore nuovo, che è stato già approvato con parere positivo da parte del Genio Civile e adesso è in commissione consiliare. Anche lì da 40 anni non si faceva un piano regolatore, e stiamo delineando e abbiamo delineato il futuro della città attraverso un processo di tutela e di salvaguardia del territorio con attività di riqualificazione che devono valorizzare proprio le bellezze delle colline del nostro paesaggio. E consideri che abbiamo anche una zona archeologica importante, che è Noto Antica, dove stiamo investendo oltre 7 milioni di euro con fondi del PNRR e stiamo riqualificando con un restauro conservativo le mura storiche, la fortezza e l'eremo della Provvidenza, con una serie proprio di attività legate ad un processo di valorizzazione di un'area che rappresenta la storia della nostra comunità. Noto potremmo indicarla come modello per evitare anche quella, come dire, fuga dalla nostra regione, che per i giovani che spesso si lamenta, è vero questo? Beh, naturalmente oggi sì, perché visto che tanti giovani non solo non vanno via o ritornano anche a Noto dopo aver studiato, dopo essere stati a cercare fortuna fuori, oggi trovano la possibilità di avere un lavoro, di crescere nella nostra città e di portare le professionalità anche nel nostro territorio, perché c'è la possibilità di occupazione, cosa che in passato non c'era, grazie alla crescita del turismo, grazie alla crescita di questa valorizzazione del nostro territorio. Certo. Ecco, Sindaco, per quanto riguarda gli altri comuni, voi, come dire, costituite un modello, un esempio, soprattutto su cosa? Sulla capacità di spendere quello che diceva prima? Noi diciamo, abbiamo costituito da subito una visione, che era quello di mettere all'interno del centro storico e anche del territorio tutta una serie di servizi che dovevano essere legati, e anche le attività dell'ufficio urbanistica nel reperire dei lavori pubblici tutti quei finanziamenti necessari alla valorizzazione e all'accoglienza. Quando parla di servizi, Sindaco, cosa... Intendo soprattutto tutte quelle attività che stiamo facendo con i fondi del PNRR, riqualificazione di piazze, riqualificazione anche del territorio e di Noto Antica, e poi soprattutto la costruzione di scuole, di palestre, di campo sportivo, di mensa scolastica. Anche lì abbiamo fatto con i fondi del PNRR una mensa scolastica, abbattendo quella che c'era, che non era antisismica, con fondi del PNRR l'abbiamo già consegnata prima della scadenza dei termini previsti dal bando. Cioè, vediamo nel suo sorriso la soddisfazione, che peraltro è contagiosa, perché uno quando sente queste cose positive non può non essere contento. Beh, noi ci siamo prefissati di realizzare delle opere, di dare dei servizi ai cittadini e di far crescere la nostra città dal punto di vista turistico, e oggi si vedono i risultati di un processo, di una visione, perché naturalmente all'inizio bisogna avere anche una visione, bisogna avere il coraggio delle proprie azioni, perché quando ci siamo insediati abbiamo anche introdotto per l'Infiorata il ticket, l'abbiamo messo a pagamento. E avete rischiato perché... Sì, abbiamo rischiato perché era una novità, invece quel ticket ci è servito a creare un turismo attento alla cultura e anche a realizzare durante un evento così importante dei servizi legati proprio all'accoglienza, come ad esempio il servizio dei parcheggi all'esterno con bus e navetta che accolgono i turisti e li accompagnano durante l'evento dell'Infiorata, poi tutta una serie di attività culturali e di eventi musicali legati proprio all'evento dell'Infiorata. Quindi questo ticket che noi facciamo pagare di 5 euro in realtà serve a garantire una manifestazione di alto livello, a far crescere, perché sono triplicate le presenze anche durante l'evento dell'Infiorata grazie al ticket che abbiamo introdotto, e anche per una questione di ordine pubblico
abbiamo messo anche un passaggio necessario per poter vedere l'infiorata che schermasse la via dove lì c'erano stati problemi di ordine pubblico. Quindi delle scelte coraggiose che poi premiano, e oggi la 47esima edizione dell'infiorata, che anche voi avete raccontato, è stato un successo, perché legata alla cultura pop l'infiorata ha dato anche una visione moderna della città in un luogo che è capitale del barocco europeo. E per ora l'estate comincia, vi aspettate grandi numeri? E già la città è piena di presenze, stiamo anche facendo una serie di attività, e il 28 di giugno al Lido di Noto, proprio in quel luogo che abbiamo riqualificato, ci sarà l'evento delle frecce tricolori. Ah, bello! Eh sì, ci sarà questo evento, 28 giugno, l'unico in Sicilia, e la prima volta a Noto. Al Lido di Noto ci sarà questo grande evento, e il 27 ci saranno le prove che si faranno sempre sul Lido di Noto con le frecce tricolori. Tutti a Noto tra il 27 e il 28, noi compresi. Complimenti, grazie, Sindaco. Direttore. Grazie per essere stato con noi, grazie per averci anche, come dire, fatto. È una bellissima soddisfazione sentire le cose che funzionano nella nostra terra. Adesso facciamo breve pausa, poi sarà il nostro ospite Carlo Tregua, autore del libro Cultura è libertà. Non è congiunzione, ma è verbo essere. La cultura è la libertà. State con noi, buongiorno Sicilia. Ho già in mano il libro del nostro ospite Carlo Alberto Tregua, che è un mio antico amico e collega, il direttore del Quotidiano di Sicilia. Quotidiano di Sicilia, giustissimo, e che ha appena pubblicato questo libro che si chiama Cultura è libertà, quando c'è l'informazione, giusto? È così? Giusta. Casa editrice Ediservice, che poi è la stessa di Carlo Tregua. Oggi soprattutto questo è vero, cultura è libertà quando c'è l'informazione. Oggi, come dire, più che mai direi, è vero? Socrate diceva: esiste un solo bene, la conoscenza, esiste un solo male, l'ignoranza. Ecco, da qui discende tutto il resto. Oggi i nostri cittadini vanno a votare nella misura di 6 su 10 se va tutto bene. Basti dire Agrigento ieri, l'abbiamo visto, c'è stato un crollo proprio. Quando i cittadini non vanno a votare si deforma il sistema democratico. La democrazia è il potere del popolo. Se il popolo non esprime il potere, chi lo esprime il potere? Lo esprime quella parte dei cittadini che va a votare. Qual è la conseguenza? La conseguenza è che i governi a tutti i livelli, centrale, regionale e locale, si formano da maggioranza di minoranza. Quindi quella che noi abbiamo così denominato minocrazia. Minocrazia, perché minocrazia? Minocrazia, cioè una diminuzione della democrazia. Di fatto anche oggi al Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati vi è una maggioranza che è espressa da una minoranza dei cittadini e che invece viene imposta a tutti i cittadini. È logico, perché è così. È così, è un dato di fatto. Però i cittadini che non vanno a votare delegano ad altri un potere doppio. Se io non vado a votare, l'altro che va a votare raddoppia il suo potere. Ecco, questo... ma secondo te è un problema di cultura? Perché tu dici proprio cultura e libertà, e anche o di informazione un po' oggi compromessa forse dai social, da questo eccesso di informazione online? Ma se mi consente, con tutto il rispetto per i miei 50 anni di lavoro in questo settore dell'informazione, devo dire che l'informazione dei social, dei media sociali non è un'informazione, sono input che vengono dati e che la gente assorbe immediatamente senza fare alcuna riflessione. Bisogna almeno distinguere se è vero e falso. Certo, ma non hanno il tempo, non hanno la voglia, perché è troppo immediata.
la informazione deve consentire di fare approfondire e naturalmente chi legge l'informazione deve avere anche la voglia di approfondire quello che sta leggendo, deve cercare di capire quello che si sta leggendo. D'altra parte noi abbiamo il dovere di scrivere in maniera chiara, in maniera semplice. Un mio maestro diceva soggetto, predicato e complemento. Ecco, cioè dire frasi di 8-10 parole che tutti debbono comprendere. La notizia. E si capisce, perché se gli approfondimenti non sono fatti in maniera accessibile, senza un grande sforzo, evidentemente l'informazione non funziona, e se non funziona l'informazione la gente non capisce, e se la gente non capisce si comporta in un certo modo che non è quello dell'interesse generale. Compresi i giovani o parti di giovani che preoccupano l'opinione pubblica, preoccupano un po' tutto, cioè le baby gang e i Maranza. È dovuto a questo, secondo te? Ma naturalmente poi si formano le deviazioni. I meccanismi non funzionano più, quella certa difesa che avrebbe la società di fronte a delle distorsioni diminuisce di intensità, e quindi naturalmente si estendono tutti questi soggetti che non funzionano bene, che ragionano male e che fanno danno alla società. E quindi purtroppo tutto questo attecchisce tra i più giovani, proprio comincia a attecchire lì dall'età. Ma i giovani però debbono essere educati nella scuola, devono essere educati nelle università. L'altro ieri moderavo un convegno all'Università di Catania e si parlava proprio di questo, cioè i professori, sia quelli di scuola che quelli delle università, con tutto il rispetto, lo sono stato pure io, quindi anch'io sono stato. Anche tu lo sei stato, quindi voglio dire, debbono avere la consapevolezza che ai ragazzi, oltre a insegnare il contenuto delle proprie materie, bisogna che si insegnino a diventare buoni cittadini, che conoscano prima di tutto la Costituzione e poi i comportamenti onorevoli ed etici, perché se non si insegna ai ragazzi a diventare buoni cittadini, perché dovrebbero diventare buoni cittadini? Giusto, non c'è dubbio. E questa è una delle ragioni per le quali c'è un problema di fuoriuscita dei giovani dalla Sicilia? Quelli brillanti, quando vedono che non trovano un ambiente dove possono sviluppare le proprie attività e dove possono essere anche riconosciuti, se ne vanno, perché il mercato è implacabile, il mercato ormai è mondiale, tutti quelli che fanno le discussioni di sud, nord, Europa eccetera, sono discussioni prive di significato. Il mondo ormai si è diviso fra Stati Uniti e Cina, tutti gli altri sono satelliti. Essendoci questo mercato così esteso e così chiaro, evidentemente i giovani, anche i nostri, brillantissimi perché escono dall'università, giovani di grandissime capacità, se ne vanno dove c'è maggiore attrazione, e non c'è dubbio, è un discorso pacifico, non c'è nulla da fare. O noi abbiamo in loco un ambiente attrattivo e quindi i giovani rimangono qui, oppure non c'è e se ne vanno. Da dove bisogna cominciare secondo te? E bisogna cominciare a riformare i meccanismi dell'insegnamento dalla scuola, perché anche a scuola, anche nelle medie, ma anche nelle scuole superiori, ogni docente dovrebbe avere questo compito di impiegare un pezzettino del proprio tempo non solo per la propria materia, ma per spiegare come funzionano le cose nella società. E poi ovviamente nell'università, che è il livello superiore, anche lì bisognerebbe introdurre un discorso generale, formare i cittadini. Cittadino. Molto interessante, molto giusto. Due domande sulla comunicazione e l'informazione prima di salutarci, importanti. Allora, la prima, la festa di Dua Lipa e i giornali inglesi che hanno ritirato fuori la storia della mafia, facendo alterare molto il presidente Schifani, il sindaco di Palermo La Galla. Tu come la vedi? Intanto le manifestazioni, come dire, quello che dicevi tu, quello di Palermo, sono manifestazioni che vengono accolte, interessano molta gente, quindi se si fanno non c'è nulla da dire, anche questo apportano anche soldi a cittadinanza, certo, 250 milioni almeno. Business.
La questione dell'archiviazione dopo 33 anni, c'è una certa meraviglia, però bisogna sapere che i processi si debbono chiudere da un punto di vista burocratico, cioè si devono firmare le cose e chiudere. Finché le carte non si sistemano, allora una sola considerazione. La questione di fondo è le leggi. Noi abbiamo 100.000 leggi e in Germania ce ne sono 8.000, 10.000. Allora, qui ci vuole una riforma fondamentale perché le leggi siano essenziali e soprattutto comprensibili. Tu lo sai certamente meglio di me, il presidente Mattarella non molto tempo fa ha scritto al Parlamento dicendo in sintesi: per favore scrivete le leggi in italiano. No, non sono sempre non aggiungo altro. L'ultima cosa che ti chiedo, molto importante, e riguarda ancora la comunicazione, però riguarda anche purtroppo la realtà esterna. Ci stiamo abituando alla guerra? Secondo me questa faccenda della guerra bisogna guardarla con un minimo di freddezza. Dietro la guerra ci sono interessi economici, perché gira tutto sempre intorno al denaro. Allora le guerre succedono solo per questo, sono sempre successe così da Ciro il Persiano in avanti. Quindi il problema della guerra è solo un problema di interessi economici. Ci stiamo abituando alla guerra, ma se si capisce alla fine che conviene non fare la guerra, non si farà più. Se conviene fare la guerra, si fa la guerra. Quindi, scusa, Speriamo si capisca che... io ormai alla mia età sono un po' spassionato, cerco di vedere le cose come stanno. Però speriamo si capisca che conviene non farla. Io sono convinto che non è lontana la pace in senso generale, perché conviene fare la pace per tutti. Non conviene la distruzione, non conviene che la gente soffra, conviene che la gente stia bene. Naturalmente in tutto questo giocano i grandi centri di potere che hanno masse enormi. Insomma, Musk ha un patrimonio secondo Forbes di 800 miliardi di dollari. Sì. Ma voi lo sapete quando è il bilancio italiano? Il bilancio italiano di entrate e uscite è 1200 miliardi. Sono individui che sono uno Stato praticamente. Insomma, e quindi non è tanto perché è ricco, ma perché esercita un potere conseguenze. Grazie a Carlo Alberto Tregua. Cultura è libertà ed è un principio fondamentale quando c'è l'informazione. Giusto. Grazie e complimenti. Grazie a te. Noi facciamo una breve pausa per partire con l'oroscopo. Siciliaweb.it si rinnova. Più informazione, notizie in tempo reale, i telegiornali, gli approfondimenti e le dirette di Antenna Sicilia e Telecolor. Più passione, lo sport e il Catania raccontati come nessun altro. Più emozione, con i grandi eventi in diretta e con l'intrattenimento delle nostre produzioni TV. Siciliaweb.it. Ogni giorno, in libertà, ovunque tu sia, con un click. Siciliaweb.it. Connessi con il tuo mondo. Eccoci qua con il nostro Marco Amato. Marco, ciao, bentornato, buon inizio di settimana, complimenti per il look come al solito. A te la parola. Buongiorno Michele, buon inizio settimana a tutti. Allora, oggi accendo i riflettori delle stelle su un personaggio decisamente molto interessante che è Gigi Hadid, supermodella americana che fa parlare di sé in questo momento perché fa uno switch, fa un salto nel mondo attoriale, per cui nel serial No Suitable for Work, ovvero una serie che affronta 5 personaggi che vivono il mondo del lavoro newyorkese in una maniera assolutamente stacanovista e molto concitata, ecco che lei appare come la fidanzata in un cameo di uno dei personaggi preferiti. Pare che questa sua apparizione sia stata salutata dalla critica in una maniera molto interessante. Ebbene, ci si aspetta molto da lei sicuramente, però
però il suo ruolo di modella sembra essere destinato a cambiare. Come tutte le modelle o le belle attrici, ha una forte Venere, tant'è vero che è nata sotto il segno del Toro, il primo segno di Venere. Il Toro sta vivendo questo momento importantissimo in cui il cielo è sgombro da nubi, il Toro non ha nemici planetari dopo molto tempo, e Marte, che per adesso è ospite nei gradi del Toro, dà forza, energia, coraggio, e anche il fatto che Urano sia immediatamente dopo, quindi nella casa delle prospettive, può dare a uno dei segni meno duttili dello zodiaco invece la prospettiva di cambiare e di sperimentare nuove possibilità. Il Toro sta vivendo un momento d'oro come Gigi Hadid, quindi in bocca al lupo ai Toro. Ma oggi vediamo che la Luna inizia in Pesci la settimana, quindi dolce, ma i rapporti planetari che forma la fanno anche sensata e molto razionale, quindi un giusto compromesso. Cosa succede nello zodiaco? Per l'Ariete è una giornata di intuizioni, la Luna è dietro di voi, per cui i sussurri dell'intuito oggi avranno una particolare rilevanza. Toro, per voi il vostro cielo, il vostro Marte gestisce tutta una serie di possibilità da vivere, da fare, da concretizzare. Marte non è solo pianeta della guerra, ma è anche pianeta dell'azione, quindi Toro, muovetevi che porta bene. Gemelli, per voi oggi la Luna è di quadratura, quindi l'inizio settimana inizia con qualche dubbio, un qualcosa che potrete sciogliere nei prossimi giorni. Non date troppo retta ai social. Cancro, per voi oggi la Luna è di Trigono ed è meravigliosa anche perché tocca Mercurio, Venere e Giove tutti nel vostro segno zodiacale. Un'ottima giornata, un ottimo inizio settimana per voi. Leone, Luna distante per voi, un leone che attende, che guarda e che aspetta i prossimi giorni per decidere cosa fare. Un po' tattico per ora il Leone. Vergine, un segno zodiacale che sta vivendo un momento di ascesa. Oggi però la Luna è in opposizione, quindi potreste avere un calo d'umore, sentirvi stanchi o dire qualcosa che vi dà fastidio. A volte fa bene. Bilancia, per voi oggi la Luna è molto distante e Venere ancora si fa desiderare. I Bilancia attendono questa settimana come un'ultima settimana di pazienza, per cui questo lunedì dovrete gestire, sopportare un po', ma mettere in prospettiva i cambiamenti. Scorpione, Trigono della Luna per voi, una splendida giornata, tanto più che Venere e Giove allargano le vostre prospettive, positività e benessere. Sagittario, Luna di quadratura per voi, state attenti, non esagerate, perché il vostro segno zodiacale è tende molto ad esagerare, per cui mettete un po' pigiate il freno e non l'acceleratore. Oggi va bene un po' più piano. Capricorno, per voi oggi è una giornata comunicativa, parlate di sentimenti, vi trovate bene, e perché non dirlo? Del resto voi non scucite mai, quindi dovete essere proprio felici. Acquario, una luna che mette in prospettiva i sogni e le possibilità che avete da vivere. Oggi l'acquario è più fantasioso che mai, anche se l'amore a volte tira brutti scherzi. Pesci, per voi oggi è una giornata piena di emozione, una luna che vi fa sentire al centro dell'attenzione, e non solo debolmente, non solo per grazia ricevuta, ma perché siete stati bravissimi a organizzare tutto. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Buongiorno Michele e buon inizio settimana. Buongiorno a te, buon inizio di settimana a te e agli ascoltatori. Prima di passare la linea a Luca Ciliberti per un'ultima notizia, un aggiornamento sul colpo alla mafia catanese delle prime ore di oggi. La polizia ha operato contro il clan dei Carcagnusi, articolazione della famiglia Mazzei di Cosa Nostra. Dicevo, la polizia ha arrestato 20 persone accusate di associazione mafiosa armata, traffico di droga, detenzione di armi, tentato omicidio. 12 indagati ulteriormente sottoposti a interrogatorio preventivo. Fondamentali anche le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Quindi colpo alla mafia catanese, 20 arresti, 12 indagati. A te Luca.
Allora, due notizie diciamo di curiosità, una arriva proprio dalla Sicilia, questo è il titolo: la maestra prende le ferie per l'alunno in ospedale e dice Mattia è come un figlio. La storia arriva da Gela, la maestra accompagna il ragazzino a Rimini, eccolo qua, vedete la lettera di encomio della città romagnola per questa insegnante di sostegno che si chiama Samantha Lacagnina, che ha accompagnato appunto il piccolo Matteo a Rimini. Poi altra notizia, questa un po' più curiosa per chiudere, ecco la nuova tuta per gli astronauti, eccola qua, servirà per il ritorno sulla Luna, è la nuova tuta della NASA, pensatela un po', l'ha presentata ed è griffata Prada, quindi insomma anche la firma illustre sulla tuta della NASA. Grazie Luca, noi siamo arrivati alla conclusione, grazie per essere stati con noi, ancora buongiorno Sicilia, appuntamento per gli aggiornamenti, compreso questo colpo della polizia catanese alla mafia di oggi con 20 arresti e 12 indagati alle 13:30 di Buongiorno Sicilia. A dopo e buona giornata.